Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. Intanto, per chi è all'ascolto, il secondo brano musicale tratto dal calendario di oggi ci ha fatto conoscere anche Ignaz Friedman. I cultori della musica lo conoscono, moriva oggi nel 1943, era nato in Polonia, nel 1882, è stato un pianista e compositore che non pochi collocano tra i supremi virtuosi del pianoforte del suo tempo, come Sergei Rachmaninov, niente po' di meno. Ignaz Friedman, scopritelo perché è una bella scoperta, l'abbiamo fatta stamattina, calendario musicale in mano. Intanto do il benvenuto e il buongiorno, come tutti i giovedì, e lo ringrazio, a Emanuele Boffi, direttore di Tempi, tempi.it. Buongiorno direttore, ciao Emanuele. Buongiorno, ciao Giulio, buongiorno a tutti. Allora, ci collochiamo come sempre molto, diciamo, sullo sprint della rassegna stampa di giornata e partiamo appunto anche dai fatti del giorno per dare uno sguardo alla home page del tuo mensile, tempi.it in particolare. Ricordo che sul sito è anche poi facilissimo sapere come ci si può abbonare, diciamo così, al mensile in maniera anche agevolata ancora. Siamo ancora fino a fine mese, mi sembra, no? In questa possibilità. Esatto. C'è un incentivo all'abbonamento per il mensile Tempi. Mensile che apre con il primo articolo in questo momento di Leone Grotti dedicato a una questione che abbiamo ampiamente percorso stamattina in rassegna stampa, vale a dire l'invio di carri armati occidentali in Ucraina. I tank occidentali non cambieranno la guerra in Ucraina. Così titola Tempi sulla base del colloquio di Leone Grotti con il generale Marco Bertolini, che è stato già comandante del comando operativo di vertice interforze e che è un esperto appunto di questioni militari. Noi abbiamo sentito anche Gianandrea Gaiani recentemente che più o meno diceva la stessa cosa. È una scelta più politica che militare, no, Emanuele? Sì, sicuramente, anche perché l'analisi di Bertolini è questa, cioè sicuramente i tank sono fondamentali perché questa è una guerra che si svolge sul terreno e quindi è quella l'arma da utilizzare. Al tempo stesso Bertolini fa notare, almeno la sua analisi è questa, che inviare 80 mezzi di questo tipo non sarà la svolta che viene detta, cioè noi leggiamo sui nostri giornali molto spesso che l'invio di questi carri armati darà una svolta alla guerra. Bertolini su questo è molto scettico, dice che secondo lui non saranno, invece essendo un numero così limitato, non sarà questo che porterà alla svolta e quindi appunto leggendo l'intervista lui ribadisce questo concetto, cioè fa notare che non saranno gli Abrams americani, i Leopard tedeschi, le Clerc francesi, non cambieranno diciamo le sorti, anche perché essendo lui appunto un generale sa bene che poi tutti questi mezzi hanno bisogno di manutenzione, hanno bisogno di munizioni differenti, hanno bisogno di un addestramento, quindi insomma il generale è piuttosto scettico che ci sarà questa svolta. Altresì è preoccupato però di quello di cui siamo preoccupati un po' tutti, cioè che è l'ennesimo segnale di un'escalation, è ormai passato un anno dall'inizio di questo conflitto e tutto va nella direzione di dirci che proseguirà. Ecco, tant'è che mi sembra il generale Bertolini dice che questa escalation è talmente è troppo evidente e che al contrario bisognerebbe cercare di non alimentare il conflitto, casomai di spegnerlo, no? Sì, esattamente questo, cioè lui dice più noi forniamo armi, più ci implichiamo nella guerra, più ci implichiamo, più è difficile tornare indietro, perché è chiaro che una volta che tu hai fornito armi sempre più pesanti all'Ucraina, poi comunque vada il conflitto è complicato tirarsene fuori. Se vi ricordate un anno fa eravamo partiti con l'idea che avremmo fornito semplicemente un sostegno, adesso dice Bertolini ormai ci siamo dentro con le mani e con i piedi, per dirla con un'espressione popolare. E quindi Bertolini il suo giudizio è molto netto, è molto drastico,
lui dice questa è una guerra che non ci riguarda, in realtà noi stiamo facendo col nostro operato, la stiamo soltanto facendo prolungare più di quello che sarebbe necessario. Ecco, ma secondo te è pensabile che un paese come l'Italia possa introdurre un'argomentazione così pragmatica, in questa vicenda? Oppure dobbiamo mostrarci completamente atlantisti, completamente pro guerra e via dicendo, cioè sulla posizione americana senza se e senza ma? Come del resto mi sembra che anche, sia il governo italiano sostanzialmente, no, stamattina c'è anche un'intervista al ministro Crosetto che dice esattamente questo. Dobbiamo arrivare a costringere Putin, a sconfiggere Putin, a costringerlo alla pace, insomma, alla fine della guerra. Sì, questa è la posizione del governo italiano, è comprensibile nel senso che in un momento come questo il governo deve, come dire, comunque mostrare la sua fedeltà atlantica. Siamo in un momento di difficoltà, siamo in un momento fragile, quindi dobbiamo prendere posizione. Al tempo stesso io dico, secondo me una posizione più intelligente sarebbe quella invece di, come dire, di mettersi nella posizione di fare un po' invece da ponte, almeno per provare a pensare a una soluzione. Io settimana scorsa ho intervistato l'ambasciatore Vattani, Sì. che è il decano degli ambasciatori italiani, che ha una grande esperienza su questo, diciamo, a gestire queste situazioni complicate, e lui faceva questo tipo di ragionamento, cioè lui diceva: secondo me i paesi che non hanno confini con la Russia e con l'Ucraina, i 3 grandi paesi europei, la Germania, l'Italia, la Francia e magari anche la Spagna, dovrebbero essere loro a porre una posizione terza, diciamo, tra la furia russa e la risposta americana. Dovrebbero mettersi, come dire, in una posizione terza per cercare almeno di trovare una soluzione che, dice Vattani, è sempre possibile dal punto di vista diplomatico. Certo, è difficoltosa, è complicata, però trovare magari un escamotage, la diplomazia ha le sue armi per trovarlo, per quei territori che sono stati contesi, dare loro un'autonomia. Pensiamo, non so, a una situazione tipo quella del nostro Trentino Alto Adige, per trovare il modo almeno di far tacere le armi e costringere la Russia a sedersi al tavolo. Certo, è difficile, questo lo riconosceva anche Vattani, innanzitutto perché la Russia e Putin non si fermano. E Bertolini, dico l'ultima cosa, qui spiega anche perché non si fermano, perché per la Russia è essenziale avere uno sbocco sul Mediterraneo, quindi quei territori dell'Ucraina che ha conquistato, l'influenza sull'Ucraina, non vuole rinunciare ad averla, perché altrimenti rimarrebbe chiusa, rimarrebbe isolata e non avrebbe l'accesso al Mediterraneo, che invece è fondamentale dal punto di vista dei commerci e dell'economia. Bene, veniamo alla politica interna, Emanuele. Sulla home page di Tempi.it c'è un'intervista al direttore del giornale Minzolini sulla questione della riforma della giustizia, no? Se non ora quando? Ci sono le condizioni politiche, un ministro deciso, Nordio, e un vicepresidente, la notizia di ieri del CSM, che non è più un presidente di sinistra, centrosinistra, progressista, chiamiamolo come vogliamo. Per la prima volta, insomma, il vicepresidente del CSM rappresenta la maggioranza di centrodestra. È sufficiente tutto questo per passare da una semplice casella, per quanto importante come quella di vicepresidente del CSM, a una riforma di un mondo estremamente complesso come quello della giustizia italiana? Questo è quello che chiede il direttore del giornale Minzolini, ed è quello che mi chiedo anch'io, cioè io sono d'accordo con lui con il suo ragionamento. Se non ora quando, cioè adesso che ci sono le condizioni migliori, un governo deciso, un ministro della giustizia che ha delle chiare idee in materia, un vicepresidente del CSM, cioè insomma ci sono una serie di condizioni che si sono venute a creare che dovrebbero portare a intervenire su questa materia incandescente. Ovviamente, come fa notare Minzolini, non è facile, perché dall'altra parte c'è un blocco politico che ha nel Fatto Quotidiano di Marco Travaglio il suo megafono, che ovviamente non vuole che nulla si muova, no?
E allora, diciamo, Minzolini sospira e sospiro anch'io, perché io ritengo che sia necessario intervenire su questa materia, ma ogni volta poi vediamo che c'è questo blocco, diciamo, trasversale, che è fatto di giornali, che è fatto di politici, che è fatto di alcuni partiti, il Movimento 5 Stelle, il PD in parte, secondo me, perché poi quando si parla con qualche esponente del PD fuori intervista ti dice sempre che lui è d'accordo con Nordio, però poi dopo come posizione pubblica è tutto il contrario, questo fa parte della lotta politica. Però appunto, come dice il direttore del giornale, se non le facciamo adesso, se non proviamo adesso a cambiare la nostra giustizia, quando si ripresenteranno condizioni così favorevoli? Io sono un po' scettico che ce la faremo, anche se io, come tu sai, sono un grande estimatore del ministro Nordio, cioè io penso che lui stia facendo un buon lavoro e debba fare il lavoro che ha annunciato. Tra l'altro io direi anche un po' fregandosene, forse permettimi l'espressione poco elegante, dei soliti opinionisti che vengono dal suo stesso ambiente. Oggi ci sono 2 interviste, una a Davigo, l'altra non me la ricordo, ma comunque sì, Gratteri, ecco Nicola Gratteri, che insomma ce l'hanno a morte con Nordio, no? Così come il Travaglio che tu citavi prima. Probabilmente però non sono rappresentativi della galassia intera, del mondo della magistratura e dell'avvocatura, no? Ma sì, questo lo penso anch'io. Il mondo dei magistrati è un mondo che è presentato spesso in maniera monolitica, ma non è vero, non è così. Ci sono tantissimi bravi magistrati che lavorano, che non hanno il problema di apparire, che non fanno parte di quel circo mediatico giudiziario di cui parliamo spesso. C'è da dire che molto spesso però sono un po' silenti, sono un po' timidi, se mi passi l'espressione. Nordio non è sicuramente fra questi e ha il coraggio di dire le cose che pensa e soprattutto ha l'intelligenza di motivarle, perché poi il problema è anche questo, cioè Nordio quando parla spiega perché vuole fare delle riforme, dice perché secondo lui è meglio fare una cosa piuttosto che un'altra, ma viene attaccata invece su aspetti marginali o addirittura, come nel caso delle intercettazioni, dicendo che lui vuole vietarle, cosa che lui avrà detto milioni di volte che non vuole farlo, no? Ecco Emanuele, a proposito di magistrati, oggi il Riformista, l'avrei visto, esce in prima pagina con una bastonata a 2 illustri magistrati assimilabili a quelli che ho citato prima, vale a dire Scarpinato, che adesso è anche senatore 5 Stelle, e Pignatone, procuratore di Roma, di Reggio Calabria, di Palermo e adesso in Vaticano. Allora, questi 2 avrebbero, per motivi diciamo di loro ostinazione investigativa, cioè volevano trovare la massoneria dietro a Messina Denaro, avrebbero favorito una latitanza per 17 anni dello stesso Matteo Messina Denaro, perché incaponiti in una pista investigativa che in realtà ha favorito la latitanza di Messina Denaro. Racconta oggi il Riformista, citando fonti dei servizi segreti che dicono che già 17 anni fa appunto potevano mettere le mani sul capomafia. Tutto da verificare ovviamente, però chiedo così al volo una tua opinione. Così, cosa ne pensi? Non ho ancora letto l'articolo del Riformista e quindi, come dici giustamente tu, andrà tutto verificato. Diciamo che non sono sorpreso, nel senso che i 2 soggetti che sono stati citati ci hanno già abituato in passato a interpretare la giustizia da un punto di vista quasi romanzesco e fantasioso, seguendo più che altro idee e suggestioni e non fatti. Quindi diciamo non sono così sorpreso, diciamo che se questa notizia si rivelasse fondata. Poi sarà difficile verificarne l'attendibilità perché sono tutte materie un po' fangose, diciamo, e dove si scivola facilmente. Però altro tema, e chiudiamo la nostra conversazione, Tempi.it si occupa anche oggi in home page di elezioni in Lombardia. Ti chiedo così da cittadino, in questo caso anche lombardo, perché viviamo tutti e 2 a Milano, ma che campagna elettorale è questa in corso? Mi sembra molto, molto, molto dai toni soft, con molta poca verve. Si parla poco. Molto moscia, ma poi in contrasto col fatto che la Lombardia è di gran lunga la regione più importante d'Italia. Non lo dico da lombardo, lo dico guardando ai numeri.
Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo con te, è veramente una campagna elettorale molto moscia. Devo dire anche che secondo me le ultime campagne elettorali in generale in Italia sono state piuttosto mosce. Non so se è perché, diciamo così, è facile prevedere chi vincerà, oppure se c'è una ragione più profonda, e cioè che sempre di più il popolo italiano è un po' disilluso, è un po' stanco dei teatrini della politica o della politica in generale. Questo è un dato anche che si vede sull'astensione e secondo me questa è una cosa preoccupante, ma è una cosa che è anche un problema soprattutto dei politici e dei media. Dei politici perché ormai si affidano molto all'aspetto mediatico, la politica è diventata solo comunicazione, e dei media perché enfatizzano solo quello aspetto, mentre invece ci sono questioni reali, tangibili, concrete di cui si dovrebbe parlare, ma di queste si parla poco e quindi secondo me la gente che poi ha un senso pratico dell'esistenza, come è giusto, è portata ad allontanarsi, a non interessarsene, ecco. Diciamo che un po' anche i candidati ci mettono del loro, perché fanno di tutto per fare politica politicante, no? Si parlano addosso l'uno contro l'altro e la Lombardia, che è veramente dovrebbe essere il fiore all'occhiello di tutta la nostra comunità nazionale, rimane lì sullo sfondo, con tutta la sua realtà. Sono d'accordo. Mi pare. Comunque, Emanuele, proprio al volo c'è un'altra roba che è appena entrata nell'ANSA adesso e che abbiamo letto stamani su Repubblica. Il ministro Valditara ha proposto stipendi differenziati anche territorialmente, regionalmente per i professori e per coprire gli stipendi anche nuove forme di finanziamento aperte ai privati. I presidi dicono è giusto differenziare gli stipendi ai professori, secondo quel che riporta l'ANSA. Interessante, no? Ma certo, è l'idea di Valditara del merito. Che tra l'altro è Adesso protagonista anche del vostro del mensile, del numero di gennaio. sì, Di sì, Tempi. noi l'abbiamo intervistato, lui ha questa idea, la porta avanti, che sia verificata, che si veda se funziona, ma io sono contento, è giusto introdurre il merito, sia per quanto riguarda gli studenti, sia per quanto riguarda i professori. Allora, grazie a Emanuele Boffi, Tempi, il mensile Tempi, tempi.it. Grazie Emanuele, buona giornata. Grazie a te Giulio, buona giornata a tutti. Avete ascoltato la rassegna stampa. E tra poco la scuola di magia, una parte nuova, una parte vecchia, ma nuova, perché si parla di messa. Buon ascolto.